Senigallia chiama, Bassano risponde. Ufficiale il connubio tra le due città, di Marche una, Veneto l'altra, nel nome del turismo. Due città che hanno caratteristiche volte all'accoglienza, all'essere tranquille, due città che sono estremamente vivibili. Poi ovviamente c'è un collegamento enogastronomico, soprattutto per quanto riguarda i vini, e poi comunque quello di poter scambiare elementi culturali tra le varie realtà. Turismo culturale, turismo marittimo, turismo enogastronomico. Io invito tutti voi a venire a Senigallia per trascorrere dei momenti sereni, ma soprattutto per mangiare molto bene, e già chi mi vede si rende conto di questo. Io sono venuto diverse volte a Bassano e questo è una città che piace tantissimo. Peraltro noi abbiamo anche la caratteristica di avere per la prima volta un assessore che è di Bassano, e questa è una vera motrice per noi, e quindi questa cosa ci lega ancora di più. Difatti è Rosa Tese, l'assessora all'ambiente di Senigallia, Elena Campagnolo, che nelle Marche ha portato il suo bagaglio di conoscenze made in Veneto. Bassano è piena di cultura, ma anche Senigallia non scherza da questo punto di vista. Qui ovviamente abbiamo diverse bellezze architettoniche. Noi a Senigallia abbiamo la Rocca, che è il cuore, diciamo, della nostra città. Una regione dove trovo molto del Veneto, nel senso che abbiamo sia da un punto di vista, diciamo, delle persone, quindi del modo di porsi, del modo di accogliere, e anche da un punto di vista proprio di paesaggi, collina, montagna, mare, come il Veneto anche nelle Marche.